Al sud c'è un valore che noi al nord non abbiamo, il denaro e lo fregare. La furbizia, intesa come malizia, essa esiste più o meno nelle regioni, ma c'è in particolare una zona in cui si svezzano i bambini a son di furbo frega l'amico e così poi nella vita, anche come specchio per la moglie, per l'amico, per l'idraulico, per tutti, indiscriminatamente. Perché vi dico questo? Da noi l'olio di gomito viene impartito a 3 anni all'asilo, quando a livello gioco si fanno costruire oggetti con giochi di plastica simulando un laboratorio che poi ci forma da grandi impossibili ideatori di nuovi prodotti e progetti o professioni. Avere i figli il giorno d'oggi significa capire il ruolo di genitorialità che ospita la mente e la plasma in sua insaputa e incoscienza al figlio. Banalità è essere sempre disponibili per fare feste e cose leggere come impegni altri, di un sorriso, di una proposta di divertimento nuova. Un genitore deve essere cosciente che la famiglia aperta, cioè con più genitorialità alterne e frequentanti, sia una visione alquanto improbabile, anche se possibile in base all'età e rispetto delle fasi dell'età evolutiva dei figli. Quindi il mio proponimento in base alle scelte che si possono fare nei futuri e nuovi componenti familiari sia di escludere la dipendenza da parte di tutti i genitori nei confronti dei figli di altri e nella convivenza dell'assenza di ruolo da parte di questi compagni o futuri conviventi. Auguro buonanotte.